dura del prefetto contro chi ha precedenti penali e risulta essere minaccioso o pericoloso a Venezia e terraferma sarà un carnevale all'insegna delle zone rosse. Dopo l'accoltellamento, un ambulante del mercato di Mestre 2 giorni fa, questa mattina l'assessore Costalonga ha incontrato gli operatori del settore che chiedono più tutele e controlli. Sta bene, si ritiene fortunato per come è andata Simone Penolazzi, l'ambulante accoltellato mercoledì scorso al mercato. Ho rischiato grosso, ha detto, ma lo rifarei. Rimpatriato a Tunisi il 23enne di origine nordafricana che da oltre 5 anni seminava il panico a Mestre, a darne notizia il questore di Venezia. Iniziativa pacifica degli amici di Alberto Trentini che hanno organizzato un presidio nell'area marciana per chiedere l'immediata liberazione del cooperante del Lido di Venezia ancora detenuto in Venezuela. Stazioni sicure come gli aeroporti, basta aggressione a bordo, lo chiedono a gran voce i sindacati con un presidio davanti alla stazione dei treni di Mestre. Domani pomeriggio alle 15 gli arancio-nero-verdi di Eusebio Di Francesco tornano in campo per un'altra sfida a salvezza in casa dell'Udinese. I lagunari hanno grande bisogno di punti. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali i temi della sicurezza con un carnevale che si preannuncia all'insegna delle zone rosse in terraferma così come in laguna. Il prefetto infatti ha optato, come ci racconta Anna Maria Parisi, per la linea dura. Tornando alle zone rosse, pensiamo di farle nella zona più prossime alle stazioni, tutta l'area marciana, tutta l'area centrale di Venezia. Interesseremo anche una parte di Marghera, proprio per evitare che si possano creare delle affluenze di personaggi che sono in qualche maniera già dei pregiudicati, non è rivolta al pubblico in senso generale. Stiamo parlando di una parte selezionata di un ambiente che si comporta in maniera illegale. Carnevale blindato e presidiatissimo dalle forze dell'ordine tra Venezia, Mestre, Via Piave, Corso del Popolo, la zona intorno alla stazione, quelle che sono tradizionalmente Via Cappuccina, che sono le zone tradizionalmente presidiate anche dalle operazioni di alto impatto. E con la novità in particolare su Marghera. E anche qui per la sicurezza di cittadini, commercianti e residenti che si concentrerà l'attenzione di militari e agenti interforze con il rafforzamento dei controlli e il divieto di accesso a quei soggetti ritenuti pericolosi con precedenti penali per cui si predisporrà l'allontanamento, così da direttiva del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. A darne notizia il prefetto di Venezia a margine del convegno sulla sicurezza del SAP, il sindacato di polizia, e tenutosi a Mestre all'auditorium della città metropolitana. Noi pensiamo di farlo dal 13 di febbraio fino al 4 di marzo, che è il periodo di carnevale. Zona rossa anche a Jesolo, in piazza Mazzini, in tutta l'area della Movida, in prossimità della stagione turistica, come richiesto dal sindaco Christopher De Zotti, e così per Caorle, Cavallino Treporti, Bibbione e gli altri comuni del litorale veneziano. Io mi sono già sentito con i sindaci in via informale, convocheremo un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in previsione delle misure di sicurezza che devono essere adottate durante il periodo estivo e ovviamente andremo incontro a quelle che sono le realtà territoriali. E a proposito di sicurezza, dopo l'aggressione 2 giorni fa all'ambulante del mercato di Mestre, questa mattina l'assessore Costalonga ha incontrato gli operatori del settore che chiedono più tutele e controlli. Un po' di paura, un po' di timore c'è vivere la città e attendiamo che venga fatto qualcosa di utile. Penso sia la conseguenza del troppo permissivismo. Siamo preoccupati per quello che succede, anche perché siamo stati derubati un po' tutti nel corso degli ultimi anni e quindi comunque la solidarietà c'è tra di noi. Abbiamo sempre un po' di timore anche della cattiva pubblicità che possiamo fare per i clienti, perché comunque sì, noi abbiamo paura, ma poi questa qua dilaga anche tra la clientela, è umano, abbiamo paura noi e quindi un po' tutti quanti hanno paura.
Dopo i recenti episodi avvenuti al mercato di Mestre, l'ultimo culminato con un accoltellamento, gli ambulanti hanno paura anche di perdere la propria clientela, che a sua volta potrebbe essere spaventata. Per questo l'incontro proprio in via Fapanni con l'assessore al commercio. Mestre è l'apice, i mercati stanno diventando zone sempre meno sicure, forse perché non vengono controllati. Noi chiediamo maggiori controlli, maggiore presenza da parte delle forze dell'ordine come effetto deterrenza. È un discorso che stiamo affrontando già da qualche mese e si vedono comunque delle iniziative positive. Mercoledì scorso, quando è successo il fattaccio, c'erano comunque altre pattuglie che giravano. L'impegno che ci siamo presi è quello di continuare con i controlli, come stavamo facendo anche il giorno stesso che è successo l'incidente, cercando di fare più attenzione a quei soggetti che comunque sono continuamente segnalati. Gli ambulanti chiedono più controlli anche alla luce del fatto che, dicono, a Mestre la situazione sia critica da questo punto di vista. Se ci fossero più controlli saremmo più tranquilli, anche perché sembra un po' sfuggita di mano questa situazione. Io per esempio il sabato sono a Spinea e Spinea non vedo questa grande pericolosità come qui a Mestre. Io a Mestre sono mercoledì e venerdì in via Pio X, quando chiudiamo siamo tutti un po' preoccupati delle persone che passano. Intanto sta bene e si ritiene fortunato per come è andata Simone Penolazzi, l'ambulante accoltellato mercoledì scorso al mercato. Ho rischiato grosso, ha detto, ma lo rifarei. L'ha intervistato per noi Ilaria Marchiori. Grazie a Dio siamo qui, sono solo 2 graffi, poteva andare molto peggio, diciamo, e va bene così. Lei si aspettava che fosse armato e che l'avrebbe colpita in qualche modo? No, sicuramente no, avrei agito con molta più tranquillità, avrei pensato molto di più a quello che stavo facendo, però appunto si reagisce di istinto e è andata bene, dai. Col senno di poi lo rifarebbe? Certo che sì, certo che sì. A 2 giorni dall'accoltellamento subito dal 22enne marocchino, poi arrestato per rapina, Simone Penolazzi, nuovamente operativo nel suo banco al mercato di via Fapanni a Mestre, pur essendo cosciente del rischio corso per fermare il ladro, sarebbe pronto a rifarlo. Non ci pensi, sei preso un po' dall'adrenalina, dall'agitazione del fatto, quindi la paura va in secondo piano. Ho sentito questa collega che gridava disperata per questo furto di questa cassa e siamo partiti una decina di colleghi, poi purtroppo correva tanto e il fiato è quello che è, e man mano sono stato abbandonato, tra virgolette, dagli altri, però loro erano presenti, eravamo in tanti, sì. Simone si ritiene fortunato e confessa: è stata la panciera che indossavo a salvarmi. Ha tagliato la maglia, è riuscito a tagliare un po' di indumenti, è arrivata praticamente solo la punta, quindi ho un piccolo graffio, tra virgolette. Gli esperti dicono che la mia fortuna è appunto che avevo un po' di strati di vestiti, panciera compresa, bella grossa di lana, e ha riparato un po' il colpo, diciamo. Ma ne ha mollate 2 di ferrate e quindi io penso sì. Poi alla terza l'ho lasciato andare io, ovviamente non c'è stata la terza perché ho detto vai pure. Alla fine una lama, un coltello è un coltello e la vita è più importante, va bene così. A quel punto la cassa che il 22enne aveva rubato era stata recuperata e Simone era riuscito nel suo intento, ma spiega ormai queste persone non si fermano davanti a nulla. Che sia mattina o sera non c'è più distinzione adesso e il pericolo è dietro l'angolo sempre. Un momento di distrazione può essere fatale, è un problema che ormai è all'ordine del giorno. È successo a me mercoledì, poteva succedere a chiunque altro, anzi abbiamo ricordi di un mese fa, è successo a altri colleghi, più o meno la stessa cosa, quindi sì, è un problema da affrontare. Però volevo fare un accenno positivo alle nostre forze dell'ordine, perché nella mia esperienza che ho vissuto pochi giorni fa io posso dire che sono grandi persone, si sono impegnate veramente tanto per concludere subito la cosa e tanto di cappello, insomma, complimenti alle forze dell'ordine. Rimaniamo a Mestre perché è stato rimpatriato a Tunisi il 23enne di origini nordafricane che da oltre 5 anni seminava il panico in città.
Espulso e imbarcato in un volo per Tunisi, Khoubib Bahiria, il 23enne tunisino violento che da oltre 5 anni seminava panico e terrore dietro di sé a Mestre e che prima di oggi lo Stato italiano non riusciva a far rimpatriare. Autore, specie da fine 2024 in poi in città, dei numerosi episodi di accoltellamenti tra bande rivali di cittadini nordafricani, era riuscito sempre a farla franca, anche grazie alla tesi dell'infermità mentale, patologia ritenuta per legge incompatibile all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio, e per questo anche l'ultima volta, nemmeno una settimana fa, il giudice lo aveva rimesso in libertà e lui era tornato a Mestre. E combinarlo con una partenza di un volo già predisposto, di un volo charter già predisposto per l'accompagnamento non esclusivo del soggetto, ma per l'accompagnamento di soggetti regolari, e quindi appunto non fare più il trattenimento al CPR, ma piuttosto riaccompagnarlo nel paese di origine. Peraltro è una strategia che stiamo praticando in modo piuttosto importante, perché è chiaro ed è intuitivo che il trasferimento al paese di origine è evidentemente la misura più efficace nell'ambito delle varie possibilità che sono presenti nel procedimento di espulsione. Va in ospedale, papà di 40 anni muore in pochi giorni, nuovo lutto a Spinea per la morte di Mauro Pasqualini. Si era presentato in ospedale il 18 gennaio per alcuni disturbi, il decesso giovedì 30. Era un volontario della Proloco e lavorava alla Poligov Mira. Lascia la moglie un bimbo di appena 3 anni. Ancora una volta in pochi giorni ci troviamo a dover piangere una giovane vita spezzata. Sono momenti di profondo dolore per la nostra comunità così duramente colpita. In un messaggio il sindaco Franco Bevilacqua afferma questo, e domani Spinea alle 10:30 si ritroverà alla chiesa di Santa Bertilla per dare l'ultimo saluto a Gregorio Bertoli, il ragazzino di 16 anni morto nel tragico incidente di Asseggiano mentre era in sella alla sua Aprilia la sera del 29 gennaio nel tamponamento con un SUV. Così dunque a Spinea. Ritorniamo a parlare di sicurezza, in particolare di sicurezza alle stazioni dei treni. Basta aggressioni, le stazioni ferroviarie devono essere sicure al pari degli aeroporti? Assolutamente sì, le stazioni devono diventare dei piccoli aeroporti. A dirlo i sindacati riuniti nel corso del volantinaggio alla stazione dei treni di Mestre ai viaggiatori in arrivo e in partenza. Troppi intollerabili a Venezia i 100 episodi di aggressioni e violenze subiti sia dal personale ferroviario che dai passeggeri nel 2024 appena conclusosi. Da qui, tra le proposte, anche l'idea di istituire la figura del poliziotto fisso tra le carrozze dei treni. Ma comunque un aumento dei controlli, per esempio una delle iniziative potrebbe essere quella dell'inserimento dei tornelli nelle stazioni. C'è una serie di iniziative che comunque noi rivendichiamo da tempo e che la politica e le aziende devono iniziare a mettere in atto. Aggressioni in treno che in Veneto nel 2024 hanno sfiorato quota 1000. Chiediamo un maggiore aiuto anche da parte dell'azienda e delle forze dell'ordine per far viaggiare il personale frontline, e quindi biglietteria, assistenza e capitreno più in sicurezza per riuscire a tornare a casa in salute. Il messaggio è quello che tentiamo di portare avanti da un po' di tempo. Non si tratta più di un fenomeno che deve essere statistica o da continuamente misurare. Questa è una vera e propria emergenza e deve essere trattata con armi emergenziali. Servono leggi, servono interventi infrastrutturali alle stazioni. Serve, in altre parole, dare un po' di conseguenzialità a tutte quelle che sono le intenzioni che continuiamo a sentire anche dalle istituzioni. Torniamo a occuparci del caso di Alberto Trentini, il giovane cooperante del Lido di Venezia che si trova arrestato in Venezuela. La sua città, la città di Venezia, torna a chiederne l'immediata liberazione. Dal cuore della sua città, Venezia, nell'area marciana, si è alzato un forte grido pacifico e composto, ma ben determinato,
per chiedere l'immediata scarcerazione di Alberto Trentini, il cooperante del Lido di Venezia che si trova arrestato in Venezuela dal 15 novembre mentre era al lavoro per una missione umanitaria e portare aiuti ai più deboli. Il presidio oggi nel pomeriggio alla Paglia, lo striscione per Alberto, con San Giorgio sulle sfondo e alle spalle. L'iniziativa è stata ben organizzata dagli amici di Alberto con l'associazione Articolo 21 in collaborazione con la famiglia. Erano presenti anche le zie di Alberto. Sabato 8 febbraio seguirà una fiaccolata davanti alla chiesa di Sant'Antonio al Lido di Venezia. Solo per ringraziare le amiche e gli amici di Alberto e la famiglia e assumere l'impegno a non spegnere i riflettori sino a quando non sarà tornata a casa. In mattinata sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Luigi Brugnaro, riferendo dell'incontro avuto ieri con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e chiedendo a tutti massima discrezione. Suggerisco di tenere bassi i profili, l'ho già detto, non abbiamo bisogno di... non è utile coi cartelli, le manifestazioni eccetera. È accusato di... È accusato di terrorismo, su questo non è che può intervenire un paese terzo eccetera. Abbiamo chiesto di poterlo incontrare, cioè ci sono una serie di attività in corso, il paese è molto difficile perché io non aggiungo altro, il tema è seguito ma purtroppo la situazione è complicata. Durante il presidio è stato letto un toccante messaggio della famiglia di ringraziamento agli amici e a coloro che si stanno adoperando per la risoluzione della vicenda. È stata diffusa una canzone e gli amici hanno composto un puzzle per chiedere la liberazione di Alberto. Alberto è un nostro caro amico, è un professionista preparato, è una persona per bene, una persona che si dedica da sempre ad aiutare i più fragili. Siamo qui per non dimenticare Alberto e perché abbiamo bisogno di tenere viva l'attenzione e l'urgenza sulla sua detenzione e sulla sua situazione di salute. Credo che sia molto importante esserci oggi qui per Alberto come cittadino e come presidente della municipalità. La nostra istituzione è vicina alla famiglia, agli amici e si augura che al più presto questa situazione drammatica sia risolta. La democrazia a Venezia è in pausa, lo denuncia il consigliere comunale di opposizione Giovanni Andrea Martini. Vediamo perché. Non abbiamo avuto l'assenso ad utilizzare uno spazio che è quello del Candiani, che è uno spazio che dovrebbe essere pubblico. Non ci è arrivato l'ok e quindi ci sembra che sia l'ulteriore azione di in qualche modo censura o comunque insomma il fatto che in questa città la democrazia sia sospesa. Lo spazio sarebbe servito il 25 gennaio per presentare la coalizione La città che vogliamo alle prossime amministrative, ma senza l'ok non si è potuto fare nulla. E non è la prima volta, continua Martini. I dinieghi, dice, più pesanti sono arrivati quando si è parlato di temi caldi come la casa e il ticket. Lui però va avanti. Naturalmente questa conferenza la faremo, abbiamo in programma il primo appuntamento il 18 febbraio quando parleremo appunto del tema soprattutto casa, che è un tema caldissimo, che è un tema che appunto nel programma è più focalizzato su tanti elementi, su tanti temi, dalla casa pubblica e quindi dalla necessità di dare tutte le case pubbliche ai cittadini, al tema delle affittanze turistiche che crea quel voto sociale che assieme al voto delle case pubbliche diventa un voto che si riempie di degrado. La coalizione ha il sostegno di una trentina di associazioni e comitati. Stanno anche nascendo nuovi comitati, per esempio per la difesa dei pedoni e dei ciclisti che si affianca ai già esistenti amici della bicicletta, e anche un comitato che vuole fare la difesa dei negozi di vicinato che si chiama Mestre Comunità, perché appunto i negozi di vicinato, come il fatto di avere le case, sono la vera difesa della sicurezza in città. Il tema di fondo è riuscire a scalzare questa giunta e questa destra che ci governa, e abbiamo capito che il sistema è il sistema a due punte, cioè l'attacco politico e l'attacco civico, che sicuramente porterà il risultato. Lo sport, il calcio, tutte le ultime da Lorenzo Maier.
Ci sarà ancora Joao Poyampalo in attacco a guidare domani pomeriggio sabato alle ore 15 in Venezia nella delicata sfida salvezza in Friuli contro l'Udinese, che mette in palio punti preziosi per la permanenza nella massima serie nella quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Il bomber è capitano finlandese, entrato nel cuore dei tifosi veneziani come uno dei simboli della curva sud della città. Da giorni si trova al centro di una trattativa di mercato che lo darebbe ormai vicinissimo al Palermo. Tutto è possibile, ovviamente prediligo sempre avere un attaccante di ruolo all'interno delle coppie, però ci sono tante situazioni sempre in divenire, tante chiacchiere che sicuramente possono distrarre, ma noi abbiamo parlato con i ragazzi di avere principalmente, anzi solamente il focus sulla gara di Udine, perché tutti i discorsi di mercato, di chiacchiere che possono interessare a tutti, in questo momento a me non interessano, di questo se ne riparlerà dopo la partita, dopo le 17 di domani. A sostenere gli arancione-verdi arriveranno da Venezia 1 miliardo di tifosi. Mister Di Francesco presenta così gli avversari. Una squadra di grande fisicità che ha fatto un ottimo inizio di campionato, adesso sicuramente i risultati non sono dalla sua parte, anche se in alcune partite avrebbe meritato sicuramente di ottenere qualche punto in più per quello che ha mostrato. È una squadra che va presa con le molle perché ha una capacità, sempre come dico io, queste squadre hanno la capacità di ribaltare un'azione offensiva e difensiva a difensiva nell'immediatezza, e poi sono molto bravi nei calci piazzati per la loro grande fisicità, perché possono crearti delle difficoltà da un momento all'altro, e in più hanno un giocatore secondo me che va un po' sopra le righe per qualità, che io gli metto sempre i circoletti rossi a questi tipi di giocatori, che è Toven. Può dare sempre continuità a quello che stiamo facendo. Sicuramente vorrei vedere una squadra un pochino più qualitativa anche nel palleggio, abbiamo lavorato un po' su tutte e due le fasi, quello che si fa durante la settimana, ovviamente concentrandoci con i giocatori a disposizione, cercando di andare a limare quei piccoli difetti che si sono visti nella gara precedente. In ultima battuta vi ricordo che da questa sera alle 20:10 parte la nuova sitcom di Antenna 3 con Igor Barbazza e Davide Stefanato. Dopo il successo di Cancellazione gratuita, ecco una buona giornata, la storia di due fratelli che, uniti dall'eredità del nonno, danno il via a una caccia al tesoro, tutta da ridere, tra mari e monti del Veneto. Quindi alle 20:10 precise qui su Antenna 3. È tutto da Venezia, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.